Allora, Padre Angelo, siamo nei primi anni del 1300. Sì. Cagliari è una città in mano ai pisani. La corte spagnola, o per meglio dire la corte aragonese, Sì. decide che cosa? Di fondare sul Colle di Bonaria un'altra città in alternativa a quella pisana? Dunque, i fatti stanno così. In un trattato di Anagni, Papa Bonifacio VIII, nella divisione dei vari territori, assegnò la Sardegna alla corona di Aragona. All'epoca dominavano i pisani, i quali erano abbastanza malvisti. E il municipio di Cagliari inviò un ambasciatore a Barcellona per sollecitare il re a venire a prendere possesso, quindi a conquistare la Sardegna. Questo ambasciatore si chiamava Carlo Catalan, cagliaritano ma di origine spagnola e anche imparentato un po' con la famiglia reale. Allora questo giovane andò lì, portò a termine la sua missione e stando in Barcellona incontrò i frati mercedari che erano stati fondati da poco, 1218, quindi meno di 100 anni. E allora, conosciuto il motivo, lo scopo di questo istituto religioso, la redenzione degli schiavi, chiese di entrare a farvi parte e quindi divenne religioso. Qualche tempo dopo ritornò a Cagliari con 4 sacerdoti e fondò un piccolissimo convento qui sul Colle di Bonaria. Nel frattempo il figlio del re Alfonso, figlio del Giacomo II, operò la conquista della Sardegna. Nel 1325 si insediò qua sulla collina con i suoi soldati e quindi furono costruite le prime abitazioni. Il monastero però, la chiesa... Il monastero ancora no. E poi costruì la chiesa, che grosso modo è questa che c'è adesso, in stile gotico catalano. E la chiesa fu costruita nel 1325 o 26, non vorrei sbagliare. E fu affidata a un sacerdote spagnolo che seguiva le truppe spagnole, un certo Guglielmo Giordano. Nel 1335 la chiesa fu affidata a questi religiosi mercedari in seguito a una richiesta fatta dal padre generale dell'ordine, che era venuto qui a Bonaria, aveva visto tutto quello che c'era e poi tornato in Spagna. Siccome tra l'ordine della Mercede e la corona di Aragona c'erano dei rapporti molto ravvicinati, allora il re, che nel frattempo era diventato re Alfonso, concesse questa chiesa. Poi alla sua morte il figlio Pietro confermò la cessione e quindi i frati si trasferirono tutti qua. E questo fra Carlo Catalano era una persona molto pia, molto buona e riceveva tante visite da parte di persone di ogni genere. Si raccomandavano alle sue preghiere, chiedevano aiuti, consigli, eccetera. Una volta c'era un gruppo di genovesi che chiesero di pregare la Madonna perché l'aiutasse per certe questioni. E allora fece una profezia questa, disse: non preoccupatevi, fra qualche tempo verrà qui una gran signora che ascolterà tutte le vostre preghiere. Nel 1370... Ecco, fino a questo momento, fino al 1370, la chiesa a chi è intitolata? Intitolata alla Santissima Trinità e alla Vergine Maria. Di Bonaria ancora non se ne parla. Bonaria come collina, collina di Bonaria, ma la Madonna di Bonaria ancora non c'era. Il 24 marzo 1370 approdò ai piedi della collina questa misteriosa cassa. Faccia un passo indietro di un paio d'ore, un po' sulla storia, un po' sulla leggenda. Allora, c'è un galeone che sta passando davanti alle coste. Nave
che non si sa da dove provenisse né dove andasse. A un certo momento ci fu una burrasca e tutto era in pericolo, la nave era in pericolo e non sapevano come farsi. Il capitano ordinò di buttare via tutta la merce per alleggerire la nave, nella speranza che potessero salvarsi. C'era anche una cassa, buttarono nel mare questa cassa, non si sapeva a chi appartenesse né dove doveva essere portata. Una volta che la cassa cadde in mare, la tempesta si placò. La nave, il capitano cercò di riprendere la rotta, ma non ci riusciva. Fu costretto da una forza misteriosa a seguire la cassa. Che fra l'altro, rispetto a tutto il resto del carico che era andato a fondo, era l'unica cosa buttata fuori bordo che invece rimanesse a pelo d'acqua. Sì, l'unica cosa. Si dice anche, sempre nella leggenda, che fu fatto un primo tentativo di riportare la cassa a bordo, visto che la tempesta si era placata. Non ci riuscirono. No, non solo, ma come tentavano di portarla a bordo, la tempesta sembrava riscatenarsi. Più o meno questa è l'idea. E una volta arrivata sulla spiaggia accorse tanta gente, tra cui l'arcivescovo, il viceré, eccetera, e tentarono prima di aprire la cassa, ma nessuno ci riuscì. E poi di trasportarla e non ci riuscirono, era molto pesante. Allora si racconta, adesso non sappiamo fino a che punto è leggenda o verità, che un bambino di pochi mesi in braccio alla mamma gridò chiamate i frati, e allora andarono alcuni padri, i quali con nessuna difficoltà sollevarono la cassa e la portarono qui di fronte alla chiesa. Aprirono la cassa alla presenza del popolo, dell'arcivescovo, eccetera, e trovarono questo simulacro della Madonna, che è quello che sta in santuario, Madonna col bambino e sulla mano destra una navicella in cui era inserita una candela accesa. E si notano tuttora delle piccole bruciature vicino alla Madonna. Quindi da quel momento, possiamo dire, è nato il santuario della Madonna di Bonaria. La gente cominciò ad accorrere, venivano da tutte le parti, un po' per curiosità e soprattutto per devozione. E i più assidui erano i marinai e i pescatori. Venivano qui a pregare la Madonna venuta dal mare perché li proteggesse. Qualche tempo dopo, non si sa l'anno preciso, ma verso l'inizio del 1400, una pellegrina russa che si stava recando in Terra Santa si fermò qui. Doveva portare in Terra Santa una navicella di avorio da collocare nella chiesa del Santo Sepolcro. Se non che arrivata qui rimase talmente entusiasta del luogo, della chiesa, eccetera, che decise di rimanere qui. Allora la navicella la offrì alla Madonna. Fu appesa al centro dell'altare, nel luogo dove tuttora si trova, e subito dopo si verificò un fenomeno molto strano. Questa navicella si spostava, ogni giorno veniva trovata in posizione diversa. La prua si trovava ora di qua, ora di là. E studiando la posizione della navicella si capì che indicava la direzione dei venti. Quindi, per cui se fuori dal Golfo c'era un determinato vento nord-ovest, dominante, la prua indicava la direzione del vento. E venivano qui i marinai e i pescatori proprio a consultare, diciamo, questa specie di bussola. E così... cioè le previsioni del tempo di circa 600 anni fa, in pratica, sì. no?
Poi ci fu un periodo, una volta in cui un viceré di Sardegna, Duca d'Egmont, volle sostituire la cordicella di canapa con una catenina d'oro, pensando di fare un atto di omaggio. La navicella si fermò. Da allora non si mosse più. Poi rimisero la cordicella che c'era prima e riprese il movimento. E tuttora noi vediamo questa navicella che ogni giorno si trova in posizione diversa. Bisognerebbe controllare la corrispondenza dei venti fuori dal Golfo. Intanto cominciavano i marinai a portare tanti oggetti come ex voto, come atti di ringraziamento alla Madonna per pericoli scampati o per viaggi ben riusciti. E la maggior parte di questi ex voto sono a carattere marinaro, quindi abbiamo tanti vascelli di ogni genere, abbiamo pezzi di corde, cordame delle navi, gomene e tante cose del genere. Poi questi oggetti, questi ex voto, venivano sistemati nel santuario, tanto che a un certo punto il santuario era pieno in ogni angolo, in ogni angolo di questi oggetti. Andando avanti negli anni, questa devozione è anche testimoniata da che cosa? Con la scoperta dell'America 1492 cominciano i viaggi oltreoceano. Si parte dalle prime mete conosciute da Cristoforo Colombo, poi si comincia con l'esplorazione del continente sudamericano. Il culto della Madonna di Bonaria è talmente forte, ed evidentemente questi marinai si affidano a lei, a testimonianza di questo fatto tantissime città, a cominciare dalla capitale dell'Argentina, Buenos Aires, prendono il nome praticamente traslato originario di Bonaria. Quindi anche questo era un voto, attraversavano l'oceano, ce n'è tantissime in Colombia, in Messico, in Argentina, tantissime città hanno il nome di Bonaria. C'è da dire che prima di tutto in Spagna si è trasferito questo culto. Per quale motivo? La Sardegna apparteneva alla corona spagnola e quindi c'era una comunicazione continua tra Sardegna e Spagnola. Noi mercedari siamo di origine spagnola e anzi Bonaria dipendeva da Barcellona, dalle nostre case di Barcellona. Quindi c'era un via vai continuo di frati da qui a lì e da lì a qui. E quindi si sa che nella città di Siviglia a un certo momento compare una immagine della Madonna di Bonaria e c'è anche un'associazione intitolata la Madonna di Bonaria. Poi quando ci fu la scoperta dell'America, ecco, nella scoperta dell'America noi mercedari siamo stati praticamente i primi ad andare. Già nel secondo viaggio di Colombo c'erano 2 padri mercedari. E nella conquista, cioè quando Pedro de Mendoza sbarcò nell'attuale Argentina, c'erano dei padri mercedari con lui e c'era anche un sardo. Adesso non mi viene bene il nome. Un sardo, il quale era un personaggio importante al seguito di Pedro de Mendoza. E pare che sia stato proprio lui a suggerire il nome da dare a questa nuova città. Ecco, questo per quanto riguarda il culto. Mentre, tornando un attimo indietro, per quanto riguarda l'architettura, il santuario sembrerebbe essere la copia di una chiesa preesistente in Spagna, a Madrid. Sì, ma comunque è nata in stile gotico aragonese, costruita da maestranze al seguito del re. C'erano le cappelle da una parte e dall'altra, quelle della parte destra sono state ridimensionate, sacrificate al momento della costruzione della basilica, perché il muro è in comune tra le 2 chiese. La prima cappella a destra entrando fu sacrificata pure
per creare un passaggio tra le due chiese. Questo avvenne nel 1933, ai tempi in cui era rettore qui Monsignor Ciuchini, che fu poi padre Ciuchini, che fu poi vescovo di Alghero. Fu fatto questo passaggio così, se no prima bisognava uscire di fuori, fare il giro, eccetera. Mentre le altre cappelle sono rimaste così come erano. Lei è qui abbastanza da poco, mi ha parlato di una sua presenza da circa 6-7 mesi. Fra le leggende cagliaritane si dice anche che all'epoca delle invasioni saracene il monastero fosse, nel frattempo gli spagnoli avevano cacciato i pisani, quindi non erano più fermi sul Colle di Bonaria, ma erano arrivati nel cuore della città, erano arrivati in castello. Assieme al potere politico c'era anche la rappresentanza della Chiesa di Spagna che occupava la cattedrale. E si parla di un cunicolo, il cui ingresso ancora è visibile qui dalla parte del monastero, che arrivava direttamente fino alla zona di castello, più o meno dove adesso c'è il bastione con la sua passeggiata coperta. Il cunicolo che è impraticabile, che però serviva, si diceva, non appena venivano avvistati i primi pirati, chiamiamoli così, i primi invasori, erano così. che apparivano nel golfo, immediatamente tante persone raggiungevano posti più sicuri passando attraverso questa galleria. Tornando ai giorni nostri e tornando all'ambiente nel quale stiamo realizzando questa chiacchierata, più o meno questa che è la sacrestia, a che anno risale? È contemporanea alla creazione del santuario? No. Prima c'era una piccola sacrestia. Questa fu creata nel 1660 e dal 1666 il pittore Domenico Conti cominciò a creare questi quadri che rappresentano, uno, questa lunetta qua, la scena dell'arrivo della Madonna. E poi tutti gli altri... Ovviamente la scritta è in spagnolo. È in spagnolo. Anzi, c'è da notare una cosa riguardo alla scritta, che il pittore pare che abbia sbagliato a mettere la data, abbia messo 1670. Poi lui stesso la corresse. E qualche tempo fa che fecero dei restauri a queste tele, notarono questa cosa. E quindi c'è questo quadro, questa lunetta rappresenta l'arrivo della Madonna e tutti gli altri quadri si riferiscono a personaggi che riguardano l'ordine della Mercede, cominciando dal fondatore, tanti altri, tra cui abbiamo questo, non lo può riprendere. No, si preoccupi, lo stiamo già vedendo mentre noi stiamo parlando. Pietro Nolasco Perra, che è un sacerdote che ha iniziato qui la sua vita religiosa, ha fatto qui i primi studi ai tempi di padre Antioco Brondo, che a Cagliari è famosissimo tuttora, e fu inviato in Spagna assieme a padre Ambrogio Machin, il futuro arcivescovo di Cagliari. Quindi arrivato futuro arcivescovo per quegli anni, stiamo parlando... Allora sì. Lui, fine questo 1600, questo prima del Machin, 700. quindi divenne sacerdote più o meno nello stesso periodo, insegnò, predicò in giro di qua e di là, fu fatto priore della casa di Barcellona, che era la casa più importante dell'ordine, poi generale dell'ordine, poi vescovo di Alghero, la sua città, e poi arcivescovo di Cagliari. Di lui c'è un bel monumento nella cattedrale di Cagliari. Mentre questo padre... Monumento cosa? Monumento funebre. Ma è molto grande, bello. Quelli classici, sul tipo di quelli che si trovano nelle chiese romane, a San Pietro. E mentre padre Nolasco Perra, divenuto sacerdote, cominciò a esercitare il ministero, soprattutto con la predicazione e la cura degli ammalati, la visita agli ammalati. Poi, se vogliamo andare a un altro personaggio di Bonaria, abbiamo questo
fra Alessandro Siciliano. Questo è vissuto a Bonaria prima dell'arrivo della Madonna. E allora questo religioso fu inviato a redimere gli schiavi a Tunisi e dopo aver liberato alcuni schiavi, alla fine, come capitava molto spesso, lui rimase in ostaggio per poterne liberare altri, e siccome tardavano ad arrivare i suoi compagni, fu preso e appeso a un palo e bruciato vivo. Cioè lui aveva liberato degli schiavi, alcuni erano partiti, lui stava per partire, se non che lo bloccarono prima che partisse e osò rimproverare il re di Tunisi per la sua cattiveria, e questo gli costò la vita. Ma che cos'era la Sardegna per voi dell'ordine dei mercedari? Un punto di passaggio mentre si andava verso l'Africa? Cioè com'è che c'è questa colleganza tra la Sardegna e l'Africa? Appunto perché era una rotta intermedia? Ma l'ordine della Mercede era di casa in Africa, perché tutte le redenzioni, anche da qui sono state fatte parecchie redenzioni in Africa, Tunisi, Algeria, Orano. E quindi si partiva dalla Spagna o da qui e naturalmente si andava in Africa per cercare di liberare più schiavi possibili. Noi siamo nati proprio con questo scopo, liberare gli schiavi, quindi la visita, il conforto e la liberazione degli schiavi. Certo erano tanti, non si potevano liberare tutti, però si riusciva a fare un buon lavoro e con grande sacrificio e molto spesso con la morte dei religiosi. Lì ne abbiamo un altro, per esempio, Tommaso Mess, un francese, il quale fu lapidato. Torniamo un attimo dentro il santuario. Quando la cassa approda nel 1370, evidentemente c'è già un altare, evidentemente ci sono già dei simboli. E allora qui che cosa succede? C'è un'altra storia che si intreccia, un po' storia, un po' leggenda, e che tra virgolette fa parte, unitamente all'orientamento della prua della navicella di cui abbiamo parlato prima, ripeto, tra virgolette, dei misteri di Bonaria. Vuole raccontare la storia di queste due statue? Allora, quando la Madonna fu presa dalla cassa, fu sistemata nei pressi dell'altare maggiore in un angolo al lato, perché si doveva decidere dove metterla. Il giorno dopo trovarono la Madonna sull'altare maggiore, quella venuta dal mare, e la Madonnina,
cosiddetta Madonna dei Miracoli, al posto della Madonna arrivata dal mare. Si pensò a qualche scherzo, a qualche speculazione di qualcuno e allora si rimisero le cose a posto. L'indomani successe la stessa cosa. Trovarono la statua, le due statue scambiate di posto. Una terza volta successe la stessa cosa e dopo questa terza volta un po' tutti si convinsero che la Madonna voleva occupare il primo posto in questa chiesa. Praticamente la Madonna aveva scelto la chiesa del Colle di Bonaria come sua dimora. E questo naturalmente creò tanto entusiasmo nella gente, la quale cominciò a venire a pregare la Madonna, soprattutto i marinai e i pescatori, essendo questa immagine della Madonna venuta dal mare, cominciarono a invocarla col titolo di regina protettrice dei naviganti. In seguito sia i padri che le autorità volevano dare un nome a questa immagine, come chiamarla. Alla fine la chiamarono la Madonna di Bonaria, proprio perché in riferimento al colle. Al colle presso il quale era approdata. Sì. Spieghiamo anche un'altra cosa. Intanto il punto in cui avvenne l'approdo della cassa è indicato in quella che odiernamente oggigiorno è la scalinata di Bonaria. Sì. C'è un punto dove c'è una colonnina proprio col simulacro della Madonna in cima e quello è il punto in cui la cassa è arrivata. Ovviamente per i più giovani e comunque insomma per i cagliaritani che non abbiano memoria di come fosse la zona nel tempo, dice ma come ha fatto ad approdare in quel punto se poi davanti ci sono 150-200 metri con strade e via dicendo. La verità è che questa è una zona di Susicu bonificata in epoca abbastanza recente e in quegli anni, ripetiamo, stiamo parlando del 1370, il mare lambiva proprio le falde praticamente la zona dove oggi c'è la scalinata. Questo per quanto riguarda il punto dell'approdo. La cassa, a dimostrazione che di leggenda non si tratti, è tuttora qui. Voi ce l'avete esposta nel museo, è mancante di una parte perché? Allora, cominciamo. Parliamo della cassa, poi della Madonna. La cassa è costruita parte in legno di carrubo e parte in legno di noce. Quel pezzo che manca è stato praticamente sbriciolato nel tempo, hanno tolto dei pezzettini che la gente ha voluto come devozione, come ricordo, come reliquie, eccetera. E col tempo si è arrivati a togliere quasi la facciata, anzi sulla facciata della cassa pare che ci fosse uno stemma della Mercede. Poi naturalmente a un certo momento si è detto basta, altrimenti se continuiamo così rimaniamo senza nulla. La cassa è rimasta per diversi secoli in santuario sul lato destro di chi guarda l'altare, c'era una nicchia e stava lì. Poi nel piano di ristrutturazione del santuario è stata portata qui. Hanno fatto questo loculo ed è stata messa qui alla vista di tutti i fedeli che possono vederla. Gli ex voto che riempivano il santuario momentaneamente furono portati via e sistemati così, un po' alla rinfusa. Poi fu fatto un piccolo museo dove si raccolse il meglio, ma questo piccolo museo si rivelò veramente piccolo, sia per la gente e sia per gli oggetti. Allora è stato creato l'attuale museo, che poi potremo vedere che è abbastanza più grande, dove le cose sono state sistemate molto bene. E poi possiamo tornare sulle due statue, anche perché una è il simulacro della Madonna di Bonaria, ormai universalmente battezzata in questo modo, l'altro è invece il simulacro della cosiddetta Madonna del Miracolo. Perché Madonna del Miracolo? Si racconta
che uno dei soldati spagnoli che alloggiava qui sul colle era un accanito giocatore, però perdeva tutto, aveva perso tutto quello che aveva. Un giorno disperato entrò in chiesa e pregò la Madonna, più o meno in questi termini: Madonna mia, fammi vincere almeno una volta. Ti prometto che se vinco, metà della vincita sarà tua. Altrimenti, ecco la cosa brutta, altrimenti con questa spada ti trafiggerò. Uscì di chiesa, incontrò il suo avversario, fecero le ultime giocate e come al solito perse. E allora, pieno di rabbia, entrò in chiesa e con la sua spada trafisse la Madonna. E uscì del sangue da questa statua della Madonna. Lui, quando si rese conto di quello che aveva fatto, cadde a terra, rimase disperato, impazzito, eccetera. Poi lo trovarono così, poi fuggì e non si è saputo mai più nulla. E quindi da quel momento fu chiamata con questo nome, la Madonna del Miracolo. Lei mi diceva che fino a non troppo tempo fa il segno, il fendente inferto con la spada era visibile sulla statua e era anche motivo di devozione. Poi c'è stato uno zelo da parte di un artigiano che l'aveva avuta in consegna per il restauro e, non conoscendo la storia... Sì, questo l'ho sentito raccontare io. Poi c'è da... Completiamo, non conoscendo la storia, cosa ha fatto? Ha rimesso a posto anche il colpo di spada che era stato inferto sul legno. Per quanto riguarda i fatti legati a questo santuario, c'è da sottolineare una cosa molto importante. Nel 1592 fu fatto un processo canonico su richiesta dei padri dinanzi all'arcivescovo di Cagliari. Accertare la veridicità dei fatti riguardanti Bonaria. E si fecero delle domande a dei testimoni, furono scelti tanti testimoni, alla fine tra questi ne scelsero 25, i quali furono interrogati riguardo alla storia dell'arrivo, alla storia della Madonna, alla storia della navicella, alla storia dei miracoli. E tutti praticamente concordarono nel raccontare i fatti così come li abbiamo ricordati noi. Da sottolineare che questi testimoni erano figli o nipoti di persone che erano stati testimoni oculari degli avvenimenti. E questo fu chiesto dai padri di Bonaria proprio perché rimanesse alla storia questo racconto fatto e non si creda che sia una leggenda. Ecco. Oltre che santuario, fatalmente anche luogo di sepolture. Molti di coloro che sono sepolti qui hanno un'attinenza con l'ordine dei padri mercedari, altri forse sono stati sepolti qui ma erano praticamente ospiti del vostro convento. C'è un sassarese illustre, giurista, a cui si deve uno dei codici della navigazione, che è Domenico Alberto Azzuni. Visse tra il 1700 e il 1800 ed è tumulato guardando l'altare sul lato sinistro. Era ospite della... Ma lui frequentava Bonaria, gli ultimi mesi li ha trascorsi a Bonaria. Era un devoto della Madonna e ha trascorso gli ultimi mesi a Bonaria e poi lo hanno seppellito lì. Qualche tempo fa, alcuni decenni fa, fu fatta la commemorazione del primo centenario della sua morte con grandi manifestazioni sia a Cagliari che a Sassari, che è la sua città di nascita. Sul lato destro, sempre guardando l'altare, invece, trova sepoltura, trova riposo. Fra Antonino Pisano, che è un giovane chierico vissuto qui in Bonaria. Era studente di teologia già, quindi aveva fatto le scuole inferiori, il noviziato, era studente di teologia e morì all'età di 20 anni.
si ammalò e quindi morì santamente. Era seguito da quello che era l'educatore dei giovani, padre Tommaso Russo. A Cagliari lo ricorderanno le persone perché è morto verso il 53-54. Questo padre Tommaso Russo, che era il suo maestro, il suo direttore spirituale, ha scritto la sua vita e ha introdotto poi la causa per la beatificazione. Ora questa causa a Cagliari è finita, si sta svolgendo a Roma, nella speranza che quanto prima possa essere proclamato. Altra sepoltura all'interno del perimetro del complesso religioso è quella di un altro suo confratello che lei mi ha spiegato nel periodo in cui dopo l'unità d'Italia i piemontesi decisero. Che cosa avevano deciso i piemontesi? La soppressione di tutti gli istituti religiosi della Sardegna e del regno piemontese. A Bonaria c'erano molti frati in quel periodo, furono cacciati via tutto. Dopo tante insistenze si ottenne che alcuni religiosi rimanessero qui per la custodia del santuario. La casa fu occupata da famiglie, dal comune in parte, eccetera. E permisero la presenza di 3 religiosi. Questo fraticello non voleva distaccarsi da Bonaria, era talmente affezionato alla Madonna da non volersi allontanare. E allora trascorse molti anni vivendo in una grotta qua vicino. Il giorno veniva a Bonaria, pregava, andava in giro a parlare della Madonna anche nei paesi vicini, portava immagini, statuette della Madonna. E poi finalmente, quando i padri poterono riprendere il convento, allora ha passato gli ultimi anni nel convento ed è morto nel 1909. E qui trova sepolture. Sì, nella cappellina. Abbiamo parlato della necessità, vista la numerosissima presenza di ex voto, di creare un museo a questo punto a loro riservato. Prima di spostarci con le immagini nella zona dedicata a museo, però io le ho anche chiesto, tra i tanti ex voto che ci sono esposti qui, nella parte adiacente il chiostro, quale l'ha colpita maggiormente? E lei mi ha detto, questo quadretto, dove praticamente viene ricordata l'avventura di chi? Di 3 ragazzi? Sì, di 3 ragazzi. Dunque si tratta di questo. Ci fu una volta un tizio che mandò una lettera chiedendo se ci fosse ancora un ex voto che riguardava suo fratello, ci dava le indicazioni, nome e cognome, e guardando ho scoperto questo quadretto. Poi sono andato a vedere sull'Eco di Bonaria, il giornalino che pubblichiamo noi, e ho trovato anche la notizia di questo fatto. E si tratta di questo. Un giorno 3 ragazzini, il più grande aveva 11 anni, partirono con una barchetta su cui avevano messo l'immaginetto della Madonna, una barchetta a vela, perché volevano andare nell'Africa orientale. Che all'epoca era il territorio in cui l'Italia stava. Tutti gli italiani volevano andare lì. Quindi si vede che questi bambini avevano sentito parlare dell'Africa orientale, quindi partirono tranquillamente. Erano arrivati nella zona di Trapani, mare di Trapani, quindi tempeste, difficoltà, eccetera, quando passava di là una nave militare. Allora presero questi bambini con la loro barchetta e li portarono in salvo. Quando arrivarono qui a Cagliari, logicamente le famiglie che erano piene di paura, di terrore per la fine di questi figli, non sapevano nulla, e la mamma di questo bambino, che era l'organizzatore della spedizione, portò qui il bambino per ringraziare la Madonna. Nel frattempo il bambino aveva fatto questo ex voto, che c'è una nave militare e a distanza questa piccola barchetta dove si vedono
3 bambinetti che chiedono aiuto, e cioè anche la fotografia del bambino e sotto una scritta che ricorda il fatto. Quindi come ex voto non ha nessun valore, però il significato che è molto bello, ecco, vedere la storia di questi bambini sembra una storia da libro cuore. Trasferiamoci nella zona museale. Ci sono tantissimi ex voto, però ci sono anche delle mummie che si riferiscono a una famiglia che aveva ottenuto, pagando, di essere tumulata in Bonaria. Originariamente lei mi diceva la sepoltura... Il marchese di Villasor, con la moglie e dei figli, mi pare sono 4 o 5 in tutto, ed erano tumulati dalla parte esterna dell'abside, da qui non si vede, dove ci sono quei loculi là. Sì. La parte esterna dell'abside, l'abside corrisponde praticamente al campanile che è la vecchia torre aragonese. Sì, spieghiamo che la struttura architettonica, contrariamente a tante altre, qui il campanile è inglobato in quello Sì. che è il corpo della chiesa. della Sì. chiesa. Sì. Ecco, in E quella quindi, zona erano stati ricavati dei loculi e questa famiglia stavano qui, questa famiglia. era stata tumulata Poi qui. nel corso di alcuni lavori dovettero aprirli e li trovarono così mummificati. E li sistemarono da qualche parte e poi furono, professor Coppai, furono ripuliti per bene, disinfettati eccetera e furono posti nel museo, piccolo museo. Poi il fatto della mummificazione, lo spiegano il fatto perché la pietra calcare, il clima, un insieme di cose ha creato. Sì, non si tratta di un procedimento No. come quello in uso No, presso gli antichi egizi. È stato un fatto naturale dovuto sì. alla commestione del terreno. Tanti elementi, sì. sì. Niente né di miracoloso né di fatto naturale. Ecco, andando ad altre cose, tantissimi oggetti, abbiamo detto soprattutto modellini di imbarcazioni, essendo praticamente Sì. il tutto legato alla Madonna venuta dal mare, quindi a seconda dei periodi in cui le cose si sono evolute, si parte dal veliero, si arriva Sì. al piroscafo e poi, Sì. in occasione soprattutto della Seconda Guerra Mondiale, tantissimi ex voto sono legati a Sì. sommergibilisti.
Sì, abbiamo anche, per ricordarne uno, un'ancora di argento, abbastanza grande, portata dalla regina Margherita, quando venne qui col re, come gesto di ringraziamento per la buona riuscita della spedizione che suo figlio fece al Polo Nord, il Duca degli Abruzzi. Poi ci sono tanti quadretti, quadretti votivi che illustrano vari fatti, successi, vari grazie, miracoli ottenuti da persone. Poi abbiamo una cosa molto caratteristica e importante, un remo ricavato da una costola di bue, un remo di cui uno schiavo si servì quando scappò dalla prigionia. La barchetta con questo remo riuscì ad arrivare qui a Cagliari. C'è questo remo legato con la corda. Poi ci sono tanti pezzi di gomene, ci sono delle uova di struzzo portate da alcuni schiavi da Tunisi, ci sono sciabole, schioppette, armi di... Sì, ecco, questo, la presenza di armi, come si può spiegare? E sempre militari, marinai che venivano e davano, non so, un marinaio dava la sua arma come voto. Come pegno di riconoscenza. Di riconoscenza. Senta, io ho letto anche da qualche parte che uno dei motivi, ne abbiamo parlato in precedenza, per cui a un certo punto rapidamente la parte frontale in cui c'era lo stemma del vostro ordine, sto parlando della cassa in cui era contenuta la Madonna, pur portandone via delle piccolissime schegge, a un certo punto, insomma, erano tante, perché ho letto da qualche parte, non so se sia vero, molti praticamente le asportavano in maniera preventiva, cioè dovendo intraprendere un viaggio per mare, prendevano questo pezzettino di legno perché nell'immaginario, se si fosse dovuta presentare una tempesta di dimensioni, l'idea era buttare un pezzettino di questo legno. Sì, certamente. Nella storia della Chiesa si parla di Sant'Elena che ritrovò la croce di Gesù sul Calvario e mentre la portavano a Roma capitò una tempesta e lei prese uno dei chiodi, lo buttò nel mare e la tempesta si placò. E quindi qualcosa di simile. Sì, praticamente allora, prima di intraprendere un viaggio in mare, passavano qui, prendevano una scheggetta, per quanto piccola, ma erano troppo numerose, di questa casa, dice, si sa mai, succede oppure qualcuno qualcosa. lo teneva come ricordo in casa, come una reliquia. Non perché attribuissero qualcosa al pezzo di legno, intendiamoci, ma quel pezzo di legno era la cassa in cui era stata custodita l'immagine, la statua della Madonna, quindi gesto di devozione verso la Madonna, non verso il pezzo di legno. Stiamo ancora nella zona museale. Cos'altro ci potrebbe essere di curioso? Ho visto per esempio che, per stare sull'attualità, c'è una maglia del Cagliari con i colori rosso-blu, sulla schiena il numero 11, per noi a Cagliari il numero 11 è unico. È unico, però quella non è la maglia dell'unico numero 11, è una maglia che mi ha raccontato Tonino Congiu, che aveva giocato di un altro, adesso non ricordo chi è, ma di un altro giocatore. Aveva portato per ringraziamento e via dicendo. Ecco, altre cose che le vengono in mente, tra quanto è esposto su nel museo degli ex voto? C'è per esempio la zona dell'argenteria, ci sono le corone che portarono i reali di Piemonte, non Vittorio Emanuele, quello precedente, non ricordo il nome, Carlo Vittorio Emanuele, cioè quelli che furono esiliati da Torino, vennero qua e rimasero alcuni anni a Cagliari, quasi esiliati. Quando nacque una delle loro bambine la consacrarono alla Madonna, Maria Cristina, la venerabile Maria Cristina. E quindi ci sono delle corone portate dalla famiglia Sabauda e ci sono vari oggetti di argenteria di vari periodi, ci sono anche
gli indumenti che indossò Paolo VI quando è venuto qua. E tante Ecco, luogo altre di cose. culto e visita di due pontefici. Uno in maniera specifica perché è la visita Sì. del 1970 e quindi per Sì. chi ci ha seguito dall'inizio della chiacchierata siamo Dunque, bisogna nell'anniversario. dire una cosa. Dica. Ecco, l'anno 1958 si celebrò il 50° della proclamazione della Madonna patrona massima della Sardegna. In quella occasione il Papa Pio XII fece un discorso alla radio, fu trasmesso dalla Radio Vaticana, collegato con la radio italiana. E qui tutto il piazzale, fino al mare, era pieno di gente. Io ero ancora giovanotto, ero presente. Ed era una cosa unica, perché non si concepiva che il Papa, allora non era ancora giunto il tempo dei viaggi e delle uscite del Papa, una cosa che rimase alla storia, fece un discorso meraviglioso. Poi Papa Giovanni si è interessato molto a Bonaria. Lui c'era stato da giovane sacerdote e quando un anno il Giro di Sardegna partì da San Pietro, lui rivolse un saluto ai ciclisti dicendo: adesso che andate a Cagliari, andate a visitare il santuario della Madonna di Bonaria, il più importante della Sardegna. Mi raccomando, andate lì, pregate la Madonna per me, per voi, per l'Italia, per le vostre famiglie, eccetera. E così fecero questi. E da allora, ogni volta che c'era la corsa, questi ciclisti sono venuti qui qua. in pellegrinaggio. Un anno il Papa benedisse una lampada a 5 luci che sta davanti alla Madonna e la consegnò ai ciclisti per portarla qui. E fu offerta, la portarono materialmente sull'altare, Adorni e anche Till. Furono loro un campione francese e un campione italiano. Ultimamente, poco più di un mese fa, Adorni è stato qua. Sì. È stato qua. Attualmente lui è presidente del Panathlon internazionale. È stato qua e ha voluto fare la fotografia con questa lampada in mano. È rimasto commosso anche perché c'era un fraticello, il padre Fra Pietro, il quale aveva una fotografia dell'epoca dove stavano tutti e due insieme. Io gliel'ho rifatta adesso e le abbiamo pubblicate le 2 fotografie sul giornale. Poi c'è Paolo VI. Ecco, quindi rimettendo un po' d'ordine. Abbiamo la prima citazione via radio da parte di Papa Pacelli, Pio XII. Poi abbiamo il riferimento ai ciclisti di Papa Roncalli. E tanti altri riferimenti Giovanni sempre. XXIII. Sì, parecchi altri di riferimenti. Parecchi altri. Arriviamo a Papa Montini, Papa Paolo Montini. Allora, il 24 aprile 1970 Paolo VI è venuto in Sardegna per la Madonna di Bonaria. È rimasto 9 ore in Sardegna e quasi tutto il tempo l'ha trascorso qua. Sì, è stato in municipio, ha visitato altre zone, ma ha trascorso qui il suo tempo. E in quella occasione fece un discorso sulla Madonna, un discorso che è rimasto famoso per i suoi contenuti. Eravamo subito dopo il concilio, da tante parti si parlava della Madonna, alcuni dicevano che il concilio aveva ridimensionato il culto verso la Madonna. Paolo VI nel suo discorso parlò della Madonna e disse delle cose straordinarie, tra cui una frase che è rimasta come uno slogan: non si può essere cristiani se non si è mariani. Praticamente un cristiano, se vuole essere veramente tale, deve essere devoto di Maria. E poi ne spiega i motivi. E quindi questa è stata una cosa veramente bellissima, che ha dato anche, è stato un motivo di pubblicità per Bonaria, perché in tutto il mondo si è parlato di Bonaria. E poi la comunità cagliaritana ha voluto creare qualcosa che ricordasse nel tempo questa visita. E c'è la grande statua che sta nell'atrio della basilica, grande statua in bronzo.
Dopo Paolo VI, Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II. 15 anni dopo, il 20 ottobre 1985. Lui venne, stette 3 giorni in Sardegna, 18, 19 e 20. Il giorno 20 fu dedicato a Cagliari. Qui celebrò la messa nel piazzale davanti a oltre 100.000 persone. Attualmente che cosa c'è in programma? Restauri, ampliamento del museo, apertura di nuove zone? Dunque, in questi ultimi anni si è restaurato completamente la Basilica in tutte le sue parti, ristrutturata, restaurata, ripulita, eccetera, eccetera. In questo momento è in preparazione un grande quadro che sarà posto nell'abside, al centro dell'abside della Basilica, dietro l'altare, e lo sta preparando il professor Antonio Corriga. Si tratta di un quadro di 9,5 metri per 4 metri circa. Ecco, tra i quadri uno dei più segnalati è la cosiddetta Madonna col Cardellino. La Madonna del Cardellino, che sta qui in santuario, di stile, diciamo, raffaellesco, perugino, così, di Michele Cavaro. È molto bello questo quadro. E poi è ben tenuto, sempre fatto oggi, non ha nessuna, non risente della vecchiaia. Padre Angelo, io la ringrazio. Fra l'altro lei, citando il grande afflusso di persone che vengono a confessare, mi ha fatto anche ricordare che questo è un orario aperto alle confessioni, quindi stiamo facendo ingrossare la fila fuori dalla sagrestia che ci ha ospitato e stiamo facendo perdere del tempo alle persone. Sicuramente non abbiamo perso noi, grazie per la sua testimonianza, per il suo racconto. Lei Grazie è qua, anche se qualcuno avesse seguito questo programma e volesse, invogliato dalla trasmissione, venire a visitare, lei è tra quelli che accompagnano. Noi stiamo qui, a disposizione di tutti quelli che vengono, sia per le confessioni, sia per tutto il resto. La ringrazio ancora. Benissimo, grazie a voi.